L'autonomia è nel contratto di governo. Il prossimo Consiglio dei Ministri sarà la sede opportuna per dare una risposta alle regioni. Chi è contrario se ne assumerà la responsabilità. La nota diffusa in giornata dal Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, la vicentina Erika Stefani, lascia poco spazio alle interpretazioni. Il messaggio agli alleati di governo è forte e chiaro. Il tempo, sembra dire Stefani ai ministri 5 Stelle, è scaduto. La prova di forza a 2 settimane dal voto per le elezioni europee e all'indomani del successo dei pentastellati nei ballottaggi per le comunali in Sicilia. Io credo che non sia più tempo di tergiversare, di perdere anche tempi e creare anche allarmismi presso i cittadini del Sud, i quali hanno tutto il diritto ad avere servizi, avere una politica che gestisca le risorse con sapienza, con adeguatezza e con virtuosità. Il lavoro serio e costruttivo fatto in tutti questi mesi non può essere ridotto a sterile polemica, rincara Stefani. L'autonomia non è una deriva, ma un'ottima soluzione per avvicinare le scelte ai cittadini, garantendo servizi a tutti, tagliando finalmente gli sprechi. Il riferimento è alle dichiarazioni del vice premier Luigi Di Maio, arrivate da Matera. Di Maio che ha parlato di una serie di derive. Non posso consentire che il Movimento 5 Stelle stia zitto, ad esempio sull'autonomia, ha detto, sottolineando che si deve fare per Lombardia e Veneto, ma non per creare una scuola di serie A o serie B o una sanità di serie A o serie B. Questo non è assolutamente accettabile. Se vi sono delle perplessità, che me le si dica, che mi si dica qual è una proposta alternativa che io non ho mai visto in questi mesi. Leggo solo un dibattito fuori dal Consiglio dei Ministri, fuori dal Parlamento, sui giornali, nelle televisioni, su battute nei comizi. Allora, che si parli seriamente di autonomia. E questo penso che è il grande discorso di responsabilità, di ragionevolezza e di concretezza che è quello che vogliono i cittadini.